Benvenuti e bentrovati in questo nuovo video. Come vi avevo promesso la volta scorsa, oggi parliamo di Anthurium, di questa bellissima pianta da interni. Molti di voi mi hanno segnalato che hanno difficoltà a mantenere in vita questa pianta per varie problematiche. La più importante è quella relativa al marciume radicale. A causa di errate annaffiature, errate esposizioni della pianta, incominciano gli steli a diventare neri, anche le foglie, oppure le foglie diventano gialle e incomincia un processo di degenerazione che conduce inesorabilmente alla morte. Allora, per cercare di salvare l'Anthurium, io ho pensato di dedicarmi alla idrocultura. Che cos'è? In pratica, detto in parole molto semplici, toglieremo questo Anthurium dal suo vasetto in terra, lo metteremo all'interno di un comune vaso di plastica, di quelli che prima conteneva una pianta, solamente che avremo l'accortezza di fare delle fessure nell'arco di tutto quanto il vasetto. Questo servirà successivamente a far entrare l'acqua all'interno. Una volta che abbiamo fatto questi intagli lungo il vaso, lo dovremo riempire con argilla espansa. Faremo uno strato di argilla espansa, dopodiché metteremo le radici dell'Anthurium e copriremo tutto quanto sempre con argilla espansa. Una volta fatto questo, il passaggio successivo sarà quello di prendere un coprivaso come questo, riempirlo per 2 o 3 dita di acqua e inserire dentro l'Anthurium. In questo modo cosa succede? Che l'Anthurium prende l'acqua che gli serve dal fondo. In pratica, per capillarità, l'acqua viene assorbita dall'argilla espansa che a sua volta la dona alle radici dell'Anthurium in maniera molto delicata e non ci saranno più quei problemi di marcescenza delle radici per eccessiva acqua contenuta per esempio nel terreno. Bene, questa è la premessa, adesso ci mettiamo all'opera. Allora, ho svasato la pianta di Anthurium dal suo vaso 12, ed ecco qui che si vedono molto bene le radici. Ora, il passaggio successivo sarà quello di immergere in una bacinella d'acqua il pane radicale e poi con molta pazienza toglieremo il terriccio in maniera tale che rimanga solamente le radici. Dunque, per andare meglio a togliere la terra dalle radici dell'Anthurium, ho deciso di immergere il pane radicale dell'Anthurium all'interno di un secchio riempito per metà dell'acqua. Adesso io lascerò l'Anthurium per alcune ore all'interno di questo secchio e poi cercherò con molta cautela di togliere il residuo del terriccio che è rimasto attaccato alle radici. Allora, questo è l'Anthurium dopo averlo tenuto per alcune ore in acqua. Sono riuscito a togliere gran parte della terra dalle radici. Adesso proverò a travasare questa pianta all'interno di questo vaso al quale ho fatto degli intagli ai lati per far passare l'acqua. In principio vi avevo mostrato questo, ma si è rivelato troppo piccolo, per cui rinvaserò l'Anthurium dentro qui. Allora, sul fondo metterò l'energia espansa che vi avevo detto. Adesso prendo questo
e adesso non mi riesco che a riempire il vaso con argilla espansa fino in cima. Ogni tanto date un colpetto al vaso in maniera che scivoli dentro meglio l'argilla espansa. Ok, allora, come spero riusciate a vedere, si vedono delle piccole radici uscire dalle fessure che ho creato. Queste fessure serviranno a far prendere l'acqua alla pianta. Verrà messa in questo coprivaso qui all'interno. Sul fondo di questo coprivaso metterò 2 dita di acqua, anche 3, e terrò monitorato. Non serve tutti i giorni, perché le 3 dita d'acqua dovrebbero durare anche una settimana, insomma. In pratica la pianta si prende l'acqua che gli serve attraverso l'argilla espansa che si imbeve d'acqua, poi l'argilla espansa a sua volta per capillarità la trasmette alle radici dell'Anthurium. Quindi il risultato sarà questo. Ecco. Inoltre un'altra accortezza, noi poi ogni tanto alzeremo il vaso e andremo a vedere a che livello è l'acqua. Sul fondo ricordiamoci di mettere ogni 6 mesi un concime per piante in cultura idroponica, perché ovviamente la pianta, non avendo il terreno, non ha più sostanze nutritive di cui ha bisogno, quindi dovremo dargliele noi attraverso un particolare concime che lo trovate a vendere. Chiedete un concime per cultura idroponica. In questo caso ne basta pochi grammi e dura per minimo 4-6 mesi, quindi anche da questo punto di vista potete stare tranquilli. L'unica cosa che dovete controllare, ripeto, è il livello dell'acqua, non più di 2-3 dita nel coprivaso, altrimenti la pianta appunto ristagna, ha dei ristagni idrici, e basta, tutto qui. Allora io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo video. Se questo video vi è stato utile potete mettere un mi piace qui sotto e iscrivervi al mio canale. Ciao, alla prossima!